ancora sport, parliamo del Treviso Calcio, poker del Treviso che stende l'Alessandria e consolida il primato in classifica. Vediamo gol e interviste nel servizio. Un poker calato in mezz'ora stende l'Alessandria e consolida il primato in classifica del Treviso. Una superiorità netta per la formazione di Zanin che continua a predicare modestia. Ad aprire le marcature Madiotto che suggella una buona prestazione dietro le punte Perna e Ferretti. Il gol arriva dopo appena 5 minuti. Cross di Paoli respinge corto il portiere dell'Alessandria e Madiotto spedisce in rete. Dopo 4 minuti Ferretti fa da sponda per Perna che porta a 2 le marcature. Si fa vedere l'Alessandria con Artico di petto, sinistro di Marini e palla fuori. Al 20° lancio di Giorico, Ferretti abile a inserirsi tra 2 marcatori e segnare. Dopo 7 minuti angolo di Malacarne, testa di Visentin e Ferretti insacca sul secondo palo. Al 42° l'Alessandria è vicina al gol con retropassaggio di Visentin, Martini cerca di approfittarne ma la palla finisce alta. Il secondo tempo fila via più tranquillo con qualche occasione in più dell'Alessandria che tenta di reagire prima con Artico e poi con Simoni. In mezzo la giocata di Perna che sfiora il gol da centrocampo. Al 68° arriva il gol di padroni di casa da calcio d'angolo con la girata di Simeoni. Oggi non siamo venuti qui per fare la partita per il pareggio o per accontentarci, c'è la possibilità di vincere. Naturalmente c'è stata spianata un po' la strada perché siamo stati molto bravi, insomma, abbiamo fatto quasi la perfezione, però non ci montiamo anche la testa perché domenica abbiamo il Mantova, noi dobbiamo ragionare sempre così. Oggi una partita perfetta soprattutto all'inizio, 4 occasioni in 27 minuti, 4 gol. Sì, come hai detto te, non c'è niente da dire, veramente è stato un primo tempo a tratti anche spettacolare. Sono contento anche perché tutto il gruppo ha bisogno anche di queste vittorie, del morale che è sempre alto e di continuare a pedalare così. E per quanto riguarda